Ambulanze, vigili del fuoco, polizia. Il bilancio è di 10 studenti e studentesse con sintomi da dispnea, 2 ragazze portate in pronto soccorso in condizioni non preoccupanti. Il gas urticante contenuto nello spray al peperoncino si è in fretta propagato a tutta la scuola. Si è rientrate dalla ricreazione e hanno iniziato tante persone a lamentarsi del fatto che non riuscivano a respirare, che gli bruciava la gola o gli occhi. Noi però siamo al piano di sopra, quindi non abbiamo sentito questi odori, però ci hanno fatto evacuare tutti perché si stava propagando la cosa. Momenti concitati, una ragazza di rientro dalla pausa si è accorta che la bomboletta che aveva portato la sera precedente con sé le era rimasta dentro la giacca. La curiosità dei compagni e poi d'un tratto la nebulizzazione. Cioè siamo rientrati, è arrivato l'odore al secondo piano, siamo riusciti. Di solito a scuola ovviamente non lo porta, l'aveva dimenticato nella giacca e il compagno che stava dietro di lei accidentalmente giocherellavano eccetera, ha schiacciato sta giacca per capire cosa aveva in tasca e ha fatto partire questo spray urticante che ha impregnato l'indumento. Il fatto venuto al primo piano cominciava ad avere effetti sulle persone presenti. Il personale ATA in un primo momento per limitare i danni ha aperto le finestre, creando però quello che in gergo viene definito effetto camino. Il gas così si è velocemente disperso in gran parte dell'istituto. Vedendo gli effetti anche su alcuni studenti è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, soccorritori e vigili del fuoco. I ragazzi appunto hanno capito che questa cosa si stava diffondendo, quindi hanno avvertito anche i docenti. Nel frattempo avevamo provveduto a mettere in atto il piano di sicurezza della scuola quando succedono appunto situazioni di questo genere e hanno evacuato. Alcuni hanno manifestato fastidio, avevano rossore alla zona della gola e prurito in gola. Ci è voluta circa un'ora perché tutto tornasse alla normalità e l'aria all'interno della scuola si ripulisse. Intervenuti per questo anche i vigili del fuoco che una volta prese le misurazioni e accertato le condizioni di salubrità dell'aria hanno potuto far rientrare i ragazzi e i professori nell'istituto. Rimasti con il personale medico solo alcuni studenti per degli accertamenti. La cosa importante, dice la preside, è che da subito gli studenti coinvolti hanno collaborato per aiutare le forze dell'ordine. E sono particolarmente orgogliosa, al di là della scemenza che hanno fatto, uno di portarsi dietro il peperoncino e l'altro di aver tocchignato la giacca della studente, fanno queste cose in maniera, come posso dire, con poco raziocinio. Ho trovato assolutamente positivo che si siano immediatamente presi le loro responsabilità